Bene, ed infine chiudiamo con l'eco ancora vivo del primo Festival della Bonifica organizzato nelle settimane scorse a San Donà di Piave, un modo intelligente per conoscere il proprio territorio. Se il Veneto è una delle regioni più produttive della penisola, il merito è anche delle opere di bonifica, che hanno trasformato zone paludose in terreni oggi fertili e proficui. Un'operazione quotidiana svolta dai consorzi coordinati da Ambi Veneto, associazione che, assieme all'Università di Padova, ha dato vita al primo Festival della Bonifica, un appuntamento tenutosi a San Donà di Piave che, oltre ad avvicinare i tecnici del settore, ha parlato alla cittadinanza. Questo è un format che abbiamo scelto e voluto per avvicinarsi sempre di più ai cittadini attraverso un linguaggio più comprensibile, attraverso proprio le visite, il toccare con mano un territorio. Abbiamo voluto proprio coinvolgere i cittadini, perché comprendere l'importanza della bonifica vuol dire anche conoscere di più il posto dove si vive, apprezzarlo, ma soprattutto rispettarlo, conservarlo e guardare avanti per il futuro. Un territorio che molto spesso abbiamo usato, l'abbiamo depauperato fino ad arrivare quasi a comprometterlo. Ecco, parlare con i cittadini attraverso il linguaggio della bonifica vuol dire far apprezzare il posto dove si vive e quindi fare una crescita culturale tutti insieme. Gestione e tutela dei territori delle acque irrigue. Questo è l'obiettivo di Ambi Veneto, che conta una rete di oltre 400 idrovore in tutta la regione, alcune delle quali sono state visitate, proprio per l'occasione, da centinaia di visitatori. Ma quali sono le sorprese che riservano le nostre pianure? Partiamo dai ciclotour con le biciclette, abbiamo le visite agli impianti idrovori con la messa in moto di importanti motori, abbiamo le barche elettriche che girano nei nostri canali per visitare proprio dall'interno del fiume con l'ecosostenibilità dell'elettrico, il paesaggio fino al tramonto, e abbiamo visite a aziende agricole del territorio che grazie all'acqua, alla gestione dell'acqua come le risaie, come in vivai, come altre grandi aziende di questo territorio stanno utilizzando proprio per la loro crescita economica.